Allora, vorrei, se posso, iniziare salutando uno sponsor, va bene? Che per me è importante, sono affezionato, e sono i pneumatici Appio e parto col discorso relativo alla squadra. Sì, stanno l'anno della conferma solitamente è più difficile di quello che abbiamo fatto l'altro anno, no? Perché l'altro anno siamo stati una sorpresa, quest'altro anno le squadre magari ci affrontano con un altro piglio. E colgo l'occasione veramente per ringraziare la Lazio Calcio 8 perché società seria, questa sera ci siamo veramente divertiti. La partita è stata pure anche dura, hanno un gioco, mi ha impressionato. Complimenti al mister perché è una squadra veramente organizzata, al di là del risultato che voglio dire, oggi siamo tutti in preparazione per cui i giocatori chi è più carico, chi è più scarico, insomma vediamo un attimino il calcio come va visto. Queste sono partite che lasciano insomma il tempo che trovano. E sì, tornando al discorso Peperino La Rustica, abbiamo fatto ottimi acquisti, gente di esperienza, stasera ne mancavano parecchi, come mancavano a loro. Però devo dire che la squadra si muove bene, la cosa più importante è sempre la stessa per noi, è quella del gruppo. I singoli non vincono, questa è la nostra mentalità. Abbiamo fatto una società, ci siamo iscritti al CONI, abbiamo fatto le cose in una determinata maniera, nella speranza di fare bene. Questa sera penso che abbiamo dato prova che qualcosa ancora sappiamo fare, per cui non siamo più proprio sta sorpresa. Il campionato comunque è lungo, è faticoso, ci sono ottime squadre, senza che le vada a citare tutte. Comunque mi sembra che il Tormarancio ha fatto un'ottima campagna, mi sembra che la Lazio è una squadra molto forte, non ne parliamo, Cotton Club, Goldbet, la Roma anche, cioè ci sono quelle squadre e poi ci saranno sicuramente le sorprese che salgono, perché quelle ci sono sempre, come lo siamo stati noi l'altro anno, per cui sempre massima attenzione, massimo impegno, soprattutto umiltà, sudore, abnegazione, le solite regole del peperino, tutto lì. Allora, parto dalle prospettive. Le prospettive rimangono secondo me quelle di fare un buon campionato, di cercare di fare meglio dell'altro anno. Io parto sempre per salvarmi perché non so mai che cosa ho davanti e soprattutto non sappiamo praticamente le squadre che andiamo a incontrare che qualità hanno. Come hai detto bene te, le squadre si sono molto rinforzate, non solo la nostra, il campionato a quanto sembra sarà un po' più compatto e per cui giustamente vado a citare il fatto della Pisana che non giocherà più in Serie A, comunque ha dato possibilità a tante altre squadre di prendere poi i giocatori proprio della società stessa, no? A Massari, Cesaro, tutta questa gente qua che ci ritroveremo contro sparsi un po' dappertutto in altre squadre, ma che sono andate a rinforzare gruppi già forti. E il discorso La Rustica. Il discorso La Rustica è un discorso di sangue. Io sono della Rustica, Gian Donato della Rustica, Di Matteo della Rustica, Fabio Muratore della Rustica. Il nostro presidente ha insistito molto, voleva dare il nome di un quartiere. Voglio sempre ricordare che Peperino, tra virgolette, nasce una squadra di Roma Nord, la Rustica è una squadra di Roma Est, con una storia importante a 11, una tradizione calcistica. È stato il sogno un po' di tutti, no? Abbiamo lasciato il nome Peperino perché non va mai dimenticato quello che questi ragazzi hanno fatto, perché voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che oggi magari hanno fatto parte dell'A2 e che oggi non sono qui, i Piras, Lorenzi, Roberto Roberti, Perelli Manuel. Sono quei ragazzi che fondamentalmente hanno portato questa squadra in Serie A e oggi è diventato quello che noi possiamo osservare in campo e anche fuori dal campo. L'unione di queste due compagini di Roma hanno creato questa squadra che poi è un misto tra virgolette tra Roma Nord e Roma Est e Roma Sud, abbiamo un po' di tutto e ripeto, indossare la maglia della Rustica è un discorso di sangue, è importante, molto importante, non si tratta più di una semplice squadra, rispecchi un quartiere e rispecchi una zona che si rispecchia in te tra virgolette e quelli del Peperino fanno la stessa cosa perché a Roma Nord si rispecchiano in parte loro, no? Tutto qui.